13 le posizioni di differenza, 43 punti di distacco, ma questa Lega ci ha dimostrato che nulla è scontato. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Scendono in campo per la 27esima giornata Cotton Club e Football 8 Roma Nord. I campioni d'Italia cercano la 21esima vittoria per continuare la fuga verso il secondo titolo consecutivo, mentre gli ospiti, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, vogliono accorciare sulla nona in classifica per poter disputare play-out. Portiere! 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 Può iniziare ora con il Football 8 che gioca il primo possesso del pallone subito verso le punte. Intercettata la sfera, può ripartire sulla corsia di sinistra il Cotton Club. Centralmente Piccheri alza la testa, serve il nuovo acquisto del Cotton Club che gioca con la maglia numero 90, Michele Vano. Prima presenza per lui con i primi della graduatoria. Che conducono questo girone di Serie A con 63 punti e sono a caccia della 21esima vittoria stagionale su 26 partite giocate. 3 vittorie, 3 pareggi e 20 successi per i ragazzi che giocano con lo scudetto sul petto. Primo fallo in favore del Cotton Club. Dentro Blando! Dentro! Artistico, si sistema il pallone. Con la maglia numero 10 parte proprio Artistico, uno schema sulla destra, pallone al centro tra le mani di Borrelli. Football 8 che proprio in Coppa Italia vinse per 6-2 contro il Cotton Club. Prova a girarsi Artistico, scippano la palla i ragazzi con la maglia rossa, in particolar modo Moretti che gioca qui esterno sinistro con la maglia numero 9. Piccheri, lo sguardo al centro, fa girare la sfera il Cotton, ricominciando tutto da dietro. Si passa sulla corsia di sinistra, viene incontro Vano, prova a chiudere il triangolo con il compagno. Triangolo che non si chiude, ma sfera che resta ancora in possesso dei ragazzi con la maglia nera che conducono questo girone. Piccheri prova a scodellare il pallone proprio verso Vano. Sua arma principale è sicuro la prestanza fisica del nuovo centroavanti Casa Cotton. Prova Artistico a girarsi, pressato, allarga molto bene sulla corsia di sinistra. Ha spazio, può provare la conclusione in porta. In diagonale nessun problema per Borrelli. Ino, dentro! Marca l'uomo e parli! Blandi ce l'hai! No, Ino, seguilo! Borrelli con le mani, sempre sulla corsia di sinistra. Poi Nolano raccoglie la sfera sulla mediana e ricomincia tutto quanto da Santarelli che gestisce il pallone, alza la testa, va proprio a cercare Vano che si appoggia forse un po' troppo col gomito, commettendo fallo. Riparte in mezzo al campo il Football 8. Sulla corsia di sinistra Moretti prova a rientrare verso il centro del campo, chiude bene il Cotton e va subito in verticale a cercare Vano.
Eusepi siglò 2 gol all'andata, scarica per il destro di Natalucci, si perde sul fondo, nessun problema per Santarelli. Laterale nera. Adesso che sta cacciando devi uscire, fa. No, sempre su Michele. Rimessa laterale con le mani, siamo negli ultimi 10 metri, rimane in attacco il Cotton Club, Piccheri alla battuta direttamente nell'area di rigore, a cercare Ivano che fa la sponda con il petto per Artistico che si porta il pallone sul destro, mette la sfera al centro, non arriva Ivano, poi Blandino con il destro, conclusione che passa, beffato Borrelli, 1-0 Cotton Club al 6° minuto di gara. Bravo Fabri. Teniamo il ritmo alto, Mario. Mario. Oh, va bene, dai, Si sblocca subito l'incontro quindi con il Cotton Club che conduce qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Toccato dura, finisce a terra Innocenzi all'altezza del centrocampo. Piccheri. Piccheri porta sulla sfera, sguarda al centro, poi lascia per Artistico che cambia gioco sulla corsia di sinistra. Spazio, cerca Vano che si gira con il mancino, la prima conclusione del numero 90, esce fuori non di molto. Dobbiamo accelerare adesso, c'è da accelerare, Temighi, bene. Vano in pressing, Brunetti, incontro Eusepi a scambiare con il compagno, c'è il taglio sulla corsia di sinistra di Natalucci, non viene servito, ancora Eusepi con il pallone tra i piedi, sbaglia la misura del lancio, favorendo il capitano proprio dei campioni d'Italia che attaccano sulla destra con Artistico, conclusione deviata, calcio d'angolo, il secondo per il Cotton Club. Piccheri e Blando. Mario alta, Corner affidata ad Artistico che va direttamente in porta, trova un Eurogol, il gol numero 10 per Artistico, direttamente da calcio d'angolo con il sinistro. passiamo ritmo. 2-0 Cotton Club all'8° minuto di gara, ha trovato il gol del raddoppio Artistico con il mancino direttamente da calcio d'angolo. Adesso fa sportellate Ivano, commettendo ancora fallo in attacco. Eusepi prova il lancio lungo sulla sfera, ancora Artistico, ha scambiato con Nolano, spalla alla porta, se ne va Artistico in mezzo a 3 avversari, ancora lui calcia con il sinistro, viene murato, sta facendo la differenza su questa fascia il numero 10 con la maglia nera, che ha trovato questa sera la 10ª realizzazione stagionale. Ancora Artistico, mette giù il pallone, serve il compagno, cerca il traversone, a cercare ancora Vano, ottimo cross a rientrare di Piccheri, non ci arriva Vano. Eccolo Piccheri, dietro zampe, Camilli, si gira Eusepi, Nolano strappa via la sfera agli avversari, metti ordine, Zamperini, ancora Nolano, vieni con Alessio, Zamperini, vieni con Alessio, Piccheri, ancora Piccheri, cambio gioco,
viene incontro Vano, sfila la sfera, poi l'autore del gol del vantaggio recupera il pallone servendo Nolano in mezzo a due, perde il controllo della sfera. Eusepi in mezzo al campo, prova a mandare in verticale ancora Moretti che fa la sponda in mezzo all'area ma non trova alcun compagno. Poi Piccheri, Artistico viene incontro, sbaglia questa volta l'apertura, poi con il tacco Nolano, Blandino non riesce a controllare la sfera, può provare il Football 8 che trova il gol del 2-1 al primo tiro in porta, accorcia le distanze la formazione ospite. Ma Fabrizio sai che è davanti, no? Forza un po'! No, ed è il tuo dico! Nolano sbaglia l'appoggio a Piccheri. Che devi fare? Rimessa laterale, Eusepi con l'esterno destro, prova a servire Moretti. Santarelli allarga sulla sinistra, Nolano viene incontro a prendersi la sfera. Blandino toccato duro, direttore di gara però assegna la rimessa laterale al Football 8 Roma Nord. Stiamo a parlare tutti troppo, raga. Sì, va bene. Rimessa laterale battuta all'indietro, ancora si gioca sulla corsia di destra. Mi fate vedere il culo, Piccheri di testa. Un incontro Vano, fa sportellate, tiene vivo il pallone ma la sfera è ancora in possesso dei ragazzi con la maglia rossa che si trovano sotto di una rete al 13° minuto di gara. Adesso è Eusepi, ha spazio, prova direttamente la battuta a rete, deviata, resta la sfera ancora viva per i ragazzi con la maglia rossa, ancora Eusepi, conclusione murata, poi si va centralmente. Eusepi non ci pensa due volte, prova ancora il diagonale con il sinistro, il pallone termina largo, nessun problema per Simone Santarelli. Primo contatto con la palla. Ale, stiamo uscendo a 2 all'ora. Due volte non lo posso dire, la terza volta diventa un cagacazzo e non ascolta. Piccheri predica calma, allarga per Artistico e va ancora da Piccheri dietro a Santarelli, rinvio lungo di Santarelli in zona Artistico che mette giù Eusepi, allunga il pallone, se ne va bene, prova la conclusione Moretti, il pallone si spegne sulla alto sulla traversa, scusate, si spegne alto sulla traversa il destro di Moretti. Si è svegliata comunque la formazione ospite. Nolano cerca Vano che mette giù di petto, poi non riesce ad arrivare sul pallone. Blandino lotta sulla corsia di destra, Forconi prova a rinviare, colpisce proprio il corpo del numero 7, si rimane comunque ancora lì. Brunetti prova ad uscire, si va ancora dietro e ancora rimessa laterale, non abbassa il pressing, il Cotton Club non fa uscire dalla propria metà campo in questa occasione il Cotton, che adesso recupera la sfera sulla sinistra. Piccheri ha spazio, Artistico non capisce le intenzioni del compagno, comunque ancora Football 8 in avanti. Eusepi chiama la sfera, Piccheri controlla, lancio lungo in direzione di Artistico che fa sportellate, il pallone si perde sul fondo, sarà dunque rimessa con le mani per Luca Borrelli. Con le mani Borrelli,
a cercare l'isolato Moretti. Vano prova a girare, Nolano. Conclusione dalla distanza, murata dalla schiena di Eusepi. Mentre c'è il primo time out della gara chiamato dal Cotton Club a 10 minuti dal termine della prima frazione di gara, risultato ancora sul 2-1. Dai, no, dai. Voglio vedere se inverno quando ci fanno i tiratori. Questa resta, oh. Resta questa, oh. Resta la tettoia. Siamo in uccide, quando vanno a calciare, non usciamo forti. Blandino all'indietro per Innocenzi, ancora Blandino. Vano sulla sinistra, serve proprio Blandino. Artistico a tu per tu, spara addosso a Borrelli, ottimo intervento dell'estremo difensore. Ancora Artistico, forse spinto da dietro, il direttore di gara comunque non vede alcun contatto e lascia proseguire. Gioco! Vano con il petto, fa la sponda, capisce tutto, però Eusepi in possesso del pallone con il destro prova a servire Proietti, il pallone finisce invece a Brunetti sulla mediana. Scambiano ancora i ragazzi con la maglia rossa e devono indietreggiare, andare direttamente da Borrelli. Ha aumentato in questa circostanza la pressione il Cotton Club. Eusepi viene a prendersi la sfera, invoca ancora il pallone tra le linee, eccolo che il puntuale riceve la sfera, attaccato da Artistico, scaraventa il pallone in rimessa laterale che rimane sempre per il football 8, però siamo nei pressi della bandierina del corner, quindi può avvenire in pressione il Cotton Club. Natalucci si incarica della battuta per Eusepi, ancora Natalucci, poi Vano mette il pallone con il destro al centro, stava per arrivare Blandino, Nolano, Piccheri, va a cercare Artistico che si gira, in mezzo a due avversari vince un rimpallo, ancora Artistico prova a servire Vano con il tacco, Eusepi. Pallone centrale per Proietti, prova a girarsi, poi Eusepi allarga sulla sinistra, spinge il football 8 e conquista il calcio d'angolo dopo la deviazione di Piccheri. Brunetti va alla battuta del calcio d'angolo. Lasciando l'incarico poi a Natalucci che va fuori per Eusepi, uno schema ancora dentro a cercare direttamente la porta, è diventato un traversone per Moretti che da pochi passi
ha spedito il pallone alto sulla traversa. Vieni con Michele. Piccheri per Vano, salta con la testa, le prende tutte lui le palle alte, poi Nolano fuori con il destro, si deve allungare ancora Borrelli. Cinque minuti al termine, calcio d'angolo per il Cotton Club, Artistico sul pallone con la traiettoria ad uscire sul secondo palo, sfila la sfera, Brunetti arriva sul pallone, conquista la rimessa laterale, attaccato da Zamperini, riesce comunque a mantenere il possesso della sfera. Eusepi cambia con Proietti, Artistico dietro per Nolano, Blandino riceve il pallone, ha spazio, lascia ancora ad Artistico che serve sulla corsa, ancora a Blandino, Sali Mario. mentre Casimirri è entrato in campo al posto di Vano. È mangiato, eh? È preso Fabri, senza fallo, bravo Fabrizio, bravo. Proietti, Pressato prova a girarsi, recupera la sfera Nolano, Casimirri, Blandino, poi Casimirri, si accentra, serve Blandino, gli viene strappata la sfera, Footballate che riparte in mezzo al campo, Eusepi esce subito in copertura, Dai che sono presi. Piccheri, lancio lungo nella zona di Proietti, Laterale, nera. Solo. Abbassati, Blando. Vai incontro. Blandini, centrale Nolano, riceve il pallone, ha spazio Nolano, prova ancora la conclusione con il destro, riesce Borrelli a tenerla in campo e poi andare al lancio lungo verso Proietti, rimane lì la sfera, deve uscire e mettere in rimessa laterale Santarelli, poi Eusepi, conclusione di Eusepi con il destro raso terra che non impensierisce Santarelli. Ma perché? Ma ci dici sempre dai? Ma che cazzo di spiegazione è dai? Io. Gioca Mario. Innocenzi, Blandino, Nolano, Piccheri, Artistico, raddoppiato come al solito, prova il dribbling, mette la sfera al centro, Casimirri, mezza girata con il destro, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Casimirri, il pallone debole sul primo palo, messo fuori. Fai fallo! Allarga! Nolano, Casimirri, allarga per Artistico. Mario! Sali Mario! Eusepi prova a cambiare il gioco, lo fa molto bene per Proietti che prova la conclusione da posizione impossibile, facile tra le braccia di Santarelli. Poi Piccheri viene incontro Artistico, si va invece dal capitano Blandino. Nolano, ancora Blandino, triangolo chiuso, Blandino con il destro, doppietta personale. Infila ancora Borrelli dopo il triangolo chiuso con Nolano e sigla il gol del 3-1 in chiusura del primo tempo.
Dai, Cambiato il risultato nuovamente, 3-1 per i campioni d'Italia che sono sempre in possesso della sfera. Adesso con Artistico, prova il numero, Artistico se ne va benissimo, finisce giù, il direttore di gara lascia proseguire, poi Nolano, Casimirri, ancora il triangolo, questa volta la conclusione finisce larga, il sinistro di Innocenzi non preoccupa Borrelli. Da qua vado a cacciare la punizione. Sempre il solito Artistico sulla sfera, questa volta va dentro, stacco di testa imperioso, il pallone però si perde sul fondo. Aveva trovato il gol del 2-1 Artistico direttamente da calcio d'angolo con il mancino, questa volta è andato a servire i compagni, stacco di testa del numero 21 e capitano Zamperini che non ha inquadrato lo specchio. Prova a uscire Brunetti conquistando il fallo, mentre dovrebbe terminare tra pochi istanti il primo tempo. Blandino va in pressione recuperando la sfera, poi prova a servire Nolano, ci riesce, si ricomincia da dietro, lancio lungo nella zona di Casimirri da parte di Zamperini, non trova però il compagno. Va bene, Casi. Eusepi, qualche problema in disimpegno, riesce a cavarsela bene Brunetti. Sulla pressione di Blandino va al lancio che si infrange proprio sul corpo di Blandino e sulla rimessa dal fondo si chiude la prima frazione di gara sul 3-1 per il Cotton Club. Si riprende sul risultato di 3-1 per il Cotton Club. Ovviamente a campo invertito, è rientrato in campo Vano che prova subito a controllare la sfera. Rossa. Un attimo solo, laterale. Perché fate sempre polemica su ogni cosa? A posto? Eusepi calcia su la zona di Proietti, viene chiuso questa volta Proietti dall'ottimo intervento di Conti, poi sbaglia la battuta della rimessa laterale Casimirri, taglio di Vano, servito, sbaglia la misura del passaggio Fatati, poi dietro per Santarelli che va al rinvio lungo con le mani, Vano prova a controllare con il petto, Eusepi, chiusura di Casimirri, largo riceve la sfera il capitano, centrale da Blandino, autore di una doppietta questa sera al circolo Ciriaci, ancora Blandino, viene a prendersi la sfera, poi alza il pallone per Vano che tenta la girata con il destro, poi spinge e conquista e commette fallo, scusatemi. Eusepi, giro palla del Football 8, sfera termina fuori dal terreno di gara, quindi con le mani può andare Zamperini. Vano prova a girare con il petto, sono tutte sue le palle alte, poi Brunetti, Zamperini, Fatati, ancora Zamperini, Vano fa buona sponda, il pallone scodellato al centro, finisce a terra un giocatore con la maglia nera sull'uscita di Borrelli. Per il direttore di gara comunque si può proseguire, non ci sono neanche state proteste da parte di Fatati. Ancora Zamperini aumenta il pressing, non passa il tocco sotto di Fatati. Blandino, una marcia in più il Cotton Club. Ancora Vano con la testa,
prova a servire l'ingresso di Casemirri. Acquista il calcio di punizione sull'out di destra Tinazzi. Ah, ma vi conoscete? Arbitro? Ah, ma sei amico della punta loro? Si chiama per nome, non lo sapevo. Siete amici? Ah, ok, mo' ho capito. Siete amici, Danilo? Signor Danilo? Conclusione con il destro. Mo' ho capito. No, no. Borrelli tiene lì la sfera. Ok, perfetto. Se sarà più simpatico della punta loro. Casemirri, conclusione con il mancino, si distende ancora Borrelli. Eusepi non riesce a uscire dal centrocampo. Zamperini. Ancora Zamperini sotto la nostra telecamera, alza il pallone per Vano, controllo di Vano, si gira, va con il destro alla conclusione, il pallone si stampa sul palo, poi Fatati non riesce a spingere in rete la sfera. Finisce giù Proietti. Blandino. Casemirri. Ripartenza Cotton sull'out di destra. Blandino viene a prendersi il pallone a centrocampo. Scambia con il compagno che però lascia il pallone per Brunetti. Eusepi prova ad andarsene in mezzo a due avversari, fermato Natalucci. Santarelli. Blandino. Zamperini. Ancora Zamperini, sale, palla al piede, cerca il suggerimento in verticale per Vano. Ancora anticipato il numero 90, Michele Vano, alla prima presenza con la maglia del Cotton Club. Centralmente prova a far male il football 8. Zamperini cerca di chiudere il triangolo con Casemirri. Si può proseguire. Zamperini recupera il pallone, serve ancora Vano e ancora anticipo della retroguardia con la maglia rossa. Sesto minuto di gara, risultato fermo sul 3-1. Smanaccia e mette in calcio d'angolo Santarelli, disturbato dall'arrivo di Proietti. Michele, veloce Michele, dai. Brandini, sta su la seconda palla. Seconda palla. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, allontana Conti, poi Blandino riceve il pallone, doppio passo, salta Rolle, se ne va bene sulla corsia di sinistra, poi rientra sul destro, pallone per Casemirri che pensa alla conclusione, poi alza la sfera cercando Vano. Ancora Rolle, ha spazio questa volta per ripartire il football 8. Largo sulla destra, prova a ricevere il pallone. Rolle viene chiuso ancora da Conti che salta un avversario, salta anche un secondo, poi si ferma. Ancora danza sul pallone, allarga bene sull'out di destra dove riceve la sfera Tinazzi. Ancora Tinazzi, Blandino, Tinazzi. Blandino. Fatati allarga sulla destra. Ancora Fatati. Zamperini. Ha spazio, può provare anche la conclusione, va a cercare il solito Vano. Mette giù di petto, ma non è ancora riuscito a far male, a parte la conclusione sul palo. Il nuovo acquisto Michele Vano. Adesso Fatati. Ancora Fatati prova a entrare in area di rigore, viene chiuso dall'intervento di Forconi. Rimessa laterale affidata a Zamperini. 1-2, Zamperini vince un rimpallo, guadagna il fondo, mette la sfera al centro. Arriva Tinazzi.
pensa in un primo momento alla conclusione, poi allarga per Fatati, si porta il pallone sul destro, conclusione, si distende Borrelli. Proietti, pressato da Conti, in mezzo a due, riesce ad andarsene. Poi per vie centrali si allarga sulla corsia di sinistra, pallone al centro, stava per diventare pericoloso l'inserimento di Forconi. Qui Santarelli può far ripartire Zamperini, che cambia gioco dalle parti di Vano, non riesce questa volta a controllare il numero 90. Eusepi, Conti prova a girarsi, viene atterrato Proietti, calcio di punizione in favore del Football 8. Ah, però bene, una volta che esce, non è di Natalucci batte di fretta, conclusione dalla distanza. Santarelli senza problemi addomestica la sfera. Conti, Blandino, Brunetti, Casimirri mette giù bene con il sinistro, deviazione, calcio d'angolo, ancora Cotton Club pericoloso in avanti. Fatati a cercare il secondo palo, stava arrivando Zamperini, è stata la deviazione, comunque possesso ancora per i campioni d'Italia sulla destra. Si sta giocando praticamente a una sola porta in questo secondo tempo. Football 8 che è andata al tiro soltanto in un'occasione verso lo specchio, c'è stato il gol. Vano prova con la suola, poi contropiede, Santarelli con la testa. Casimirri predica calma, Casimirri in mezzo al campo, in cabina di regia, ancora il numero 32 allargando sulla destra. Zamperini, Fatati sulla destra, prova Football 8. Mario, stiamo ascoltando, ho capito, fermati. Mi sembrate matti, io Fonno, ti apro mi sembrate matti, Mario, ho parlato pure a favore suo fino a mo' sta merda. Oh, Mario, fermati. Calma, lo voglio ammazzare, devi staccarmi, fermati. Dopo fatti nel campo. Mario, per favore, Mario. Vieni fuori. Si può riprendere. Ce l'ho io, non ce l'ho io. Oh, Santa, noi giochiamo, dai, gioca, forza. Con le mani verso Vano. Centralmente Eusepi. Prova a girarsi, pressato, scarica bene per Brunetti. Ancora per vie centrali, Rolle. Eusepi.
Giro palla della Football 8 Roma Nord, che è sotto con il punteggio a metà del secondo tempo. Zamperini, eccolo Zamperini, alza la testa sul fondo, poi Fatati va al traversone verso Casimirri, arriva in rimorchio Tinazzi, ancora lui, Blandino apre per Zamperini, Fatati, Zamperini, Blandino prova a liberare il destro, poi va ancora da Zamperini che rinizia da Conti con calma olimpica. Blandino, Cotton Club gira la palla molto bene sulla sinistra, Zamperini centralmente, Casimirri, Tinazzi centralmente, sbaglia questa volta l'appoggio Tinazzi, può ripartire Proietti, 1 contro Conti, viene fermato irregolarmente secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Football 8. Agri, stai! Hai preso il giallo in ultimo! Ammonizione anche per Conti per accese proteste. Cristian! Ha sbagliato, non ti fatti il rosso, no, ha sbagliato. Ma non esageriamo, dai, Cri! Lo so, che dobbiamo fare? Siamo 4-1, che devi fare? 3. Eusepi sul pallone, Santarelli sistema la barriera, si aggiusta il pallone il numero 8, Eusepi, tre uomini in barriera, conclusione deviata, stava per diventare pericolosa. Fatati aumenta il pressing, possesso ancora Football 8 con Proietti, prova a girarsi, Blandino gli strappa la sfera, Tinazzi, Fatati sulla sinistra, sale Zamperini, viene chiuso dal ripiego difensivo di Eusepi, poi si destreggia Borrelli, va al lancio lungo, stacco di testa di Conti. Agri! Ancora lancio lungo in prossimità delle punte, chiusura di Conti, poi Blandino sbaglia l'appoggio per Brunetti, conclusione deviata dal corpo di Conti. Casimirri, Tinazzi, Zamperini, controllo con il sinistro, Fatati ha spazio, serve Vano centralmente, troppo alta la sfera anche per lui, Borrelli esce in presa sicura, poi Rolle, time out chiamato dalla panchina del Cotton Club. Laterale nera! 7 minuti al termine, risultato ancora fermo sul 3-1 qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Vano viene incontro ancora a prendere la sfera, poi Fatati a chiamare alta la squadra in pressione, Borrelli con i piedi a cercare, ancora Proietti, salta più in alto di lui Zamperini, poi toccato Fatati da dietro, subisce il fallo.
Piccheri, Tinazzi, Casimiri viene a prendere la sfera, poi largo Piccheri, cercare ancora Fatati, prova il numero sulla corsia di sinistra, viene toccato da Forconi, calcio di punizione nei pressi della linea laterale. Tinazzi direttamente in porta, gira Vano, poi la mezza girata di Casimirri stava per diventare pericolosa, ha provato a fare l'Eurogol. Santarelli al rinvio, Vano giù di petto, controlla bene, poi prova a servire Casimirri sulla corsa, sbaglia la misura del passaggio. Santarelli in rimessa laterale, Rolle vuole affrettare i tempi visto che Santarelli stava rientrando verso la propria porta, poi ancora Rolle, esce Zamperini. Rimessa laterale, battuta dentro l'area, giro di testa di Proietti, stava per diventare un assist, esce con le mani, nessun problema ancora per Santarelli. Zamperini sbaglia l'appoggio qui sulla corsia di sinistra per Piccheri, che è rientrato in campo per questi ultimi 6 minuti di gara. Rolle deve girarsi Brunetti, ancora Football 8, Vano viene addirittura in copertura, può ripartire il contropiede proprio con Vano, ancora Michele Vano, entra in area di rigore, prova la conclusione con la punta del piede destro, non c'è stata nessuna deviazione, può andare con le mani Borrelli, quindi al rinvio. Ancora corto, Rolle viene a prendersi la sfera, si va invece sull'out di destra, pressione di Blandino che elegantemente restituisce il pallone al proprio portiere, poi Eusepi con il destro, va invece Proietti, dopo il suggerimento di Eusepi si distende in corner sul primo palo, battuto fuori a Blandino. Brunetti non riesce a cercare l'inserimento in area di rigore, Vano con il petto prova a girarsi, forse allunga un po' troppo la gamba e così per il direttore di gara sarà calcio di punizione. Eusepi, Forconi converge verso il centro del campo, Eusepi fa velo per Brunetti, riesce ad allontanare Tinazzi, poi toccato duro, fa proseguire il direttore di gara, Fatati se ne va sul sinistro, c'è Vano che entra in area di rigore, il direttore di gara poi fischia, interrompe il gioco, è rimasto a terra toccato duro Forconi. No, sono scontrati i piedi, hanno cacciato tutti e due, sono scontrati i piedi. No, l'ha toccata la palla. Con la punta, con la punta. Ma la punta l'ha presa Andrea. No, che ha fatto male il gioco.
Borrelli, lancio lungo nella zona di Proietti, poi Rolle con il petto va a calciare con il destro, rimpallato Fatati, Piccheri, cambio di gioco per Tinazzi che mette giù, domesticando molto bene la sfera, che rimpalla sul corpo di Proietti. Casimirri, Piccheri, Zamperini, cercare ancora Vano, copertura di Camilli, poi Eusepi prova a girarsi, pressato dalla sfera Forconi che non controlla, pallone difficile da addomesticare per il terzino destro, è rimessa con le mani, quindi affidata a Piccheri, mentre il direttore di gara assegna adesso i 3 minuti di recupero. Vano, Proietti, Rolle, centralmente Tinazzi vince il rimpallo, poi alza il pallone in campanile, Vano fa sportellate, Brunetti, Rolle in mezzo a due, prova a girarsi, ancora Rolle, non finisce giù, si prosegue, allarga sulla sinistra, Tinazzi si accontenta della rimessa laterale, Blandino, ancora Tinazzi, toccato da Rolle, chiede scusa sportivamente all'avversario. Allungati vicino a Michele. Omo Michele, omo. Landocela dietro. Blandino, 2 minuti al termine dell'incontro, Piccheri, pallone che passa, Fatati lo raccoglie, poi dà ancora per Piccheri, apre il piatto per Blandino, Casimirri, Tinazzi comincia dietro dal capitano che deve andare al rinvio, fa secco Proietti, poi Tinazzi, Casimirri, ancora in controllo del pallone il Cotton Club, Blandino allarga per Piccheri sulla corsia di sinistra che predica calma, dietro per Blandino, Casimirri, Blandino, lancio in direzione di Vano, fa una buona sponda, non ci ha creduto Fatati che arrivava in rimorchio, Borrelli con i piedi verso la zona di Proietti che conquista calcio di punizione da ottima posizione, il numero 9. Scusami? No, non ce l'ho. 14 Rolle. Borrelli c'ho l'1. Ah no, c'ho il 4. Vado a rifaccio tanto domani. No, non c'è scritto male. Punizione a pochi istanti dal termine, va con il destro Proietti, rimpallato, triplice fischio, si chiude l'incontro, il Cotton Club vince per 3-1 al Circolo Sportivo Ciriaci, aggiunge un altro tassello verso il titolo.